tutti gli amici di PMG Sport Futsal, da Mattia Esposito e Jacopo Persico. Di nuovo un saluto dal Palamo Alfatti di Rieti, 10ª giornata della Serie A di Futsal. In campo Real Rieti e Kame Dosson qui al Palamo Alfatti, squadra in campo per i saluti di rito. Tra poco il fischio di inizio della gara, lo abbiamo fatto per chi ci ha seguito nel prepartita, lo ribadiamo, andiamo a dare lettura delle formazioni. Real Rieti: Pasculli, Moura, Masini, Ramon, Romano, Avironi, Rafael, De Michelis, Relandini, Jelovcic, Fortino, Micoli, Rafinha e De Luca. Risponde la Kame Dosson con Pietrangelo, Belzito, Ugherani, Giuliano, Juanfran, Vieira, Bertoni, Igor, Tiago Grippi, Schiocche, Tondi, Trovato e Azzalin. Questi i 14 scelti da Silvio Roccia. Do di nuovo il buonasera e il ben ritrovato a Jacopo Persico. Buonasera a te Mattia e buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Abbiamo anticipato tanti dei temi di questa partita nel collegamento precedente. Jacopo, è chiaro che al di là di tutto questa sera ci aspetta una bella sfida. Sì, assolutamente, si affrontano due delle squadre più in forma di questa fase di campionato, quindi sicuramente è una partita tutta da seguire e possiamo definirlo il match clou di questa 10ª giornata. Kame che sta risalendo, tra l'altro attenzione che per la Kame in porta c'è Tondi titolare, non Pietrangelo, insieme a Bertoni, Giappa Vieira, Schiocche e Igor. Questo è il quintetto scelto da Silvio Roccia. Rispondere a Rieti con Fortino, Rafael, Rafinha, Jelovcic e Micoli. Attendiamo il fischio d'inizio che arriva in questo momento. È iniziata Real Rieti, Kame Dosson. Il primo possesso della Real, Rafael, Jelovcic, Rafinha, ancora per Jelovcic, Rafael, Jelovcic, ancora per Rafael, vuole l'1 contro 1 su Schiocche, pallone che termina in rimessa laterale. Sta provando subito ad alzare il ritmo del giro palla il Real. Rafael dentro per Fortino, si gira, torna ancora da Rafael, l'imbucata per Jelovcic, posizione profonda di Franco Jelovcic che prova a girarsi, la offre a Rafinha che arriva e calcia, pallone murato. Rafael se ne va in velocità sul Giappa Vieira, l'uscita di Tondi a metterla in rimessa laterale che sarà per il Real Rieti. Se ne sono andati i primi 34 secondi del primo tempo. Rafael all'indietro per Jelovcic che arriva e calcia. Jacopo, Reale che sta provando subito ad imprimere il suo ritmo su questa gara. Sì, forse come ci attendevamo l'approccio del Real è stato quello di partire subito col piede sull'acceleratore. La Kame ovviamente risponderà, ma il Real vuole subito indirizzare questo match. Micoli recupera e va lungo da Fortino che controlla con il petto, calcia con il destro. Rodolfo Fortino ci ha messo meno di un minuto per il 12° gol in campionato. Che freddezza Mattia, è vero, lo hanno lasciato solo, quindi si è un po' addormentata la difesa della Kame, ma Fortino è stato lestissimo a mettere giù la palla di petto e poi con il destro a infilarla all'incrocio dei pali. Preciso il pallone di Micoli, preciso il destro di Rodolfo Fortino. Occhio, qui risponde subito la Kame con Juanfran. Rafinha, Fortino, occhio a questo pallone che rimane in mezzo, ci arriva l'ex di turno Giappa Vieira che non lo controlla, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. 18 minuti 58 secondi, ci ha messo poco il Real Rieti. Rodolfo Fortino a sbloccare questa partita. Jelovcic, Rafael, Rafinha, Rafael dentro per Fortino, pressato alle spalle da Igor che è andato secondo gli arbitri a commettere il primo fallo di squadra di questa partita. È chiaro che il vantaggio del Real indirizza forse la partita proprio come si aspettava Jeff e come si aspettavano Jeff e Kundar in panchina. Sì, sicuramente era questo il loro intento, aver trovato il gol dopo 52 secondi sicuramente può fare al Real il tipo di partita
che ha preparato. Adesso vedremo come proseguirà la squadra amaranto-celeste e quale sarà la risposta della Kame. Seguiamo questo calcio di punizione, c'è Franco Jelovčić sul punto di battuta, lascia l'incarico a Rafinha che calcia, mamma mia, con la testa, Belsito, su questo siluro di Rafinha. Io quel coraggio onestamente non lo avrei avuto. Sì, anche perché la palla comunque sembrava indirizzata all'incrocio dei pali. È stato bravissimo Belsito ad immolarsi su questo tiro potentissimo di Rafinha. Tanto Rafinha sbaglia l'appoggio per Rodolfo Fortino. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo live su PMG Sport Futsal. Bertoni, Schiocché, Bertoni ancora per Igor, se ne va con una finta, poi offre il pallone a Murilo Schiocché. Giappa Vieira, possesso palla della Kame, pallone imbucato per Bertoni. Schiocché vuole l'1 contro 1 su Jelovčić, poi la cannonata di Schiocché che dice a Bertoni era per Giappa Vieira quel pallone, non è riuscito a controllarlo Bertoni. Allora la rimessa laterale è della Real Rieti, 18 minuti 15 secondi, ha sbloccato questa gara Rodolfo Fortino. Jelovčić dentro per Fortino, non c'è fallo, sarà rimessa laterale per la Kame Dosson. Dentro Giappa per Igor che arriva in corsa, viene murato in rimessa laterale, 18 minuti 3 secondi, 1-0 Real Rieti decide per il momento. Rodolfo Fortino reclamava qui il pallone Bertoni, arriva ancora la pressione di Fortino, Schiocché calcia con il sinistro, Jelovčić, Rafael, pallone in avanti di Rafinha per Rafael che la mette per Jelovčić. La risposta di Tondi con i piedi, mortifero e Rieti in ripartenza. Sì, assolutamente, sembrava una palla destinata a uscire dal campo, invece Rafinha è stato bravissimo a controllarla e a metterla in mezzo. Forse ci è andato un po', intanto il tiro di Rizzi sfila sul fondo, dicevamo Jelovčić forse non ha creduto troppo che gli potesse arrivare il pallone e quindi la sua conclusione è stata debole e ha dato la possibilità al portiere di respingere. Non controlla qui Edgar Bertoni che si dispera, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. C'è Franco Jelovčić sul punto di battuta, lui che ha siglato il gol del 2-1 pesantissimo qui al Pala Malfatti nel derby contro il Latina. Rafinha all'indietro per Micoli che alza la testa, vuole andare al rilancio, ci mette il piede Giappa Vieira, ha spazio Rafael che controlla il pallone, finta lo scarico su Jelovčić, va da Rafinha, Jelovčić dentro per Rodolfo Fortino, Jelovčić, Rafael pensa all'1 contro 1, ha provato il tunnel su Murilo Schiocché, l'ultimo tocco è proprio del giocatore del Real Rieti, Bertoni, Igor, Schiocché dentro per Giappa Vieira, la difende su Jelovčić, Bertoni, Schiocché sbaglia il tocco, recupera Rafinha che si sposta il pallone sul destro, la lascia lì per Jelovčić, leggermente troppo lungo il pallone di Rafinha e intanto torna Ramon Buenardite. È una buona notizia per il Real Rieti che ha assolutamente bisogno del numero 6. Sì, è un recupero indubbiamente importante, lo avevamo visto anche nel derby con il Latina, la sua uscita dal campo dopo il doppio giallo aveva messo in mostra un Real che faceva più fatica in fase offensiva, quindi senza ombra di dubbio un recupero importante, anche se Real ha dimostrato di saper sopperire benissimo a questa assenza. Intanto arriva il primo giallo dell'incontro a Igor per il fallo su Rodolfo Fortino. In ritardo qui Igor, diciamo che Fortino è stato bravo a far vedere bene questo contatto. Primo cartellino giallo della match sventolato all'indirizzo di Igor, è anche il secondo fallo di squadra per la Kame in questo primo tempo. Ancora nessuno commesso dal Real che è avanti 1-0 proprio grazie al gol di Rodolfo Fortino. Jelovčić sul punto di battuta, il fischio degli arbitri. Eccolo il pallone per Ramon, Jelovčić, Fortino prova con l'esterno a far correre Rafinha, si gira il numero 27, Ramon, Rafinha,
prova l'imbucata, viene chiuso da Murillo Schiocchè, che va ad incoraggiare, a dare carica ai suoi compagni di squadra. Cambi per il Rieti, dentro a Moura, De Luca. Adesso il quintetto amaranto-celeste composto da Ramon, Fortino, Moura e De Luca. Moura che qui non controlla sul pallone di Ramon. Bertoni scambia con Giappa Vieira, poi va indietro da Igor, dentro ancora per Giappa che si gira, attento Micoli sul primo palo. Giappa Vieira che ha realizzato 11 gol finora in campionato, 16 minuti 18 secondi, occhio al corner, il pallone dentro per Giappa che controlla, anzi che calcia male di prima. Fortino libera l'area di rigore, spazza dalla parte opposta del campo. Bertoni a battere la rimessa, viene fatto indietreggiare, può battere adesso Edgar Bertoni che va a cercare Giappa Vieira, pensato da Moura, torna da Bertoni. Si ferma il numero 15, vuole liberare del destro, lo fa in questo momento, viene chiuso De Luca, prova ad andarsene in velocità a Tiago Grippi, sarà rimessa laterale per il Rieti, dentro anche Avironi. Adesso ha cambiato tutto il quartetto, Geffe. E sicuramente questo è un fattore che può giocare a favore del Reale, perché vediamo che la Came prosegue, ad eccezione di Igor, con lo stesso quintetto con il quale ha iniziato la gara. Invece Geffe, avendo una rosa lunga a disposizione, ha già potuto cambiare l'intero quintetto. Giappa Vieira qui calcia, Moura con il sinistro va a respingere la conclusione, sarà ancora rimessa laterale per la Came di Silvio Roccia e per i piedi di Edgar Bertoni. 15 minuti 48 secondi, 1-0, decide per il momento Rodolfo Fortino, e intanto qui fischiato controfallo ad Edgar Bertoni. De Luca all'indietro per Moura, Ramon, pallone per De Luca, si fa vedere ancora Ramon, il pallone però transita per i piedi di Moura che lo tocca con l'esterno, ancora per Ramon che vince il rimpallo, raddoppiato Ramon che lotta sul pallone. Giappa Vieira la lascia lì per Bertoni, ha spazio sul destro, il pareggio della Came con Edgar Bertoni, brutta palla persa però da Rieti. Sì, assolutamente, troppa sufficienza in disimpegno per Moura. Ramon ha provato a metterci una toppa ma non ci è riuscito e Bertoni da quella posizione non sbaglia mai, quindi 1-1. Poteva forse spendere un fallo in quella circostanza Ramon nel raddoppio, non se l'è sentita. Intanto qui De Luca dentro per Avironi, pressato Juanfran, poi Bertoni che calcia con il sinistro. È arrivato il pareggio di Edgar Bertoni che fa 1-1 dopo il vantaggio di Rodolfo Fortino. Ramon prova ad andarsene in 1 contro 1, viene chiuso in rimessa laterale da Gabriele Ugherani, prodotto del Todis Lido di Ostia. E già nel giro della nazionale di Alessio Musti, Avironi difende il pallone, le finte, torna indietro da Ramon, dentro per Moura, cambia lato De Luca, Moura, Avironi, posizione profonda del numero 10 che alla fine deve trovare lo scarico su Ramon, le finte di Ramon Buonardite che se ne va con un tunnel, non c'è fallo ai danni di Ramon. Allora Ugherani, Belsito, Juanfran e poi a Tiago Grippi. Juanfran attacca la Came, Ugherani, Grippi dentro il pallone per Juanfran che ha un controllo difettoso, aveva infilato bene la difesa del Real la Came. Sì, gran giro palla, difesa del Real piuttosto aperta ed è stato bravissimo. Intanto a te Moura la lascia lì per Avironi che va dentro da De Luca, raddoppiato, alla fine sarà calcio d'angolo per il Real Rieti. Pallone scodellato per la conclusione al volo di Ramon Buonardite, pallone che termina alto sopra la traversa, si ripartirà dalle mani di Tondi. 14 minuti 5 secondi, prima Fortino, poi Bertoni, 1-1 al Palamalfatti di Rieti. L'uscita di testa di Micoli, sarà rimessa laterale Ugherani. Ancora Ugherani per Belsito. Ugherani, giro palla della Came.
Juanfran, ci mette il piede Massimo De Luca, pallone recuperato da Tondi che prova ad andare subito lungo su Juanfran, pallone che termina in rimessa laterale. Il Real aveva iniziato bene, aveva anche meritato, possiamo dire, dopo l'approccio il vantaggio. Adesso il pareggio ci sta tutto perché la partita è molto equilibrata. Sì, dicevamo che ci saremmo attesi la risposta della Kame, è arrivata questa risposta e sicuramente gli ospiti hanno dimostrato di meritare il pareggio, quindi possiamo dire che quando sono passati poco più di 6 minuti il pari è il risultato giusto qui al Palamalfatti. De Luca all'indietro per Micoli, vuole il pallone lungo Ramon, scavalcato Thiago Grippi, non ci ha creduto qui Ramon che non è andato sul pallone, si ripartirà dalle mani di Tondi. La gioca corta per Ugherani, Grippi dentro per Juanfran, pressato da Ramon che gli sfila il pallone, se ne va in velocità Ramon che prova a metterla dentro, chiedeva un tocco con il braccio, Grippi se ne va, rimontato da Ramon che favorisce l'uscita di Giuseppe Micoli. Moura, Avironi dentro per De Luca, di prima per Moura, pensa per un attimo all'imbucata, arriva adesso per Avironi, prova a girarsi il numero 10, le finte di Avironi che alla fine viene raddoppiato, sarà corner per i Rieti. Adesso Avironi lascia il campo a Rodolfo Fortino. De Luca scodella per la conclusione al volo di Fortino, si è coordinato bene il numero 20. Sì, assolutamente non era facile, era l'unica soluzione a disposizione di De Luca, è stato altrettanto bravo Fortino a coordinarsi, non ha trovato lo specchio della porta. De Luca qui ad intercettare, pallone per Ramon che sbaglia il controllo, alla fine riesce a guadagnare una rimessa laterale. Vediamo quale schema eseguirà il Real Rieti, occhio qui al pallone intercettato da Thiago Grippi, se ne va Thiago Grippi, alla fine viene chiuso dai giocatori del Real Rieti. Moura prova ad andarsene, si allunga però il pallone in rimessa laterale e adesso Jeff rimette nella mischia il quintetto che aveva iniziato questa partita. Sì, è un po' la trama di questo inizio di gara, sempre cambia completamente l'intero quintetto, vedremo se proseguirà per l'intero arco del match con questa trama o poi alternerà nelle altre fasi della gara. Jelovcic in marcatura su Juanfran che è costretto a sparare in rimessa laterale. Si allontana Rafinha, il pallone all'indietro per Micoli che decide di andare lungo da Fortino, l'uscita di testa da parte di Tondi, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Rafinha 12 minuti e 5 secondi, 1-1, prima Fortino poi Bertoni, Jelovcic se ne va, pallone per Rafinha, arriva Rafael che la mette sul secondo palo, leggermente troppo arretrato il pallone di Rafinha. Sì, assolutamente, questo non ha permesso a Rafael di andare alla conclusione diretta, ha provato una palla sul secondo palo ma era comunque difficile perché era piuttosto sbilanciato. Tondi, Schiocchè dentro il pallone per Giapavieira, Belsito prova ad imbucarla dentro per Schiocchè, la chiusura di Jelovcic in rimessa laterale. Schiocchè, Belsito, Grippi, pallone in avanti che sbatte sulla schiena di Franco Jelovcic. Kame che guadagna metri e rimessa laterale qui al Palamalfatti, 11 minuti 53 secondi. Schiocchè per Grippi, pallone che si infrange sul muro eretto da Jelovcic e Rafael, ancora il pallone per Grippi, l'imbucata Rafael, Fortino dentro per Jelovcic, le finte di Franco Jelovcic che alla fine perde il controllo del pallone, poi sprinta per recuperarlo, Belsito la mette sul secondo palo e attento Micoli, poi a Fortino prova a tenerla, alla fine è costretto a concedere la rimessa laterale ad una Kame che sta giocando un'ottima partita al Palamalfatti di Rieti. Sì, assolutamente, infatti viene premiata con il gol del 2-1, ancora impreparata la difesa del Real, palla che viene imbucata dal centro e Murilo Schiocchet di sinistro la incrocia e batte Micoli per il vantaggio della Kame. Un fulmine, questa esecuzione della Kame ha visto abbassarsi l'intensità Jeff che corre ai ripari e chiama subito il time out.
fine del time out sta tornando in campo il Real Rieti, lo sta per fare anche la Kame, che ha trovato il vantaggio con il gol di Murilo Schiocchè. Ha ribaltato questa partita la Kame dopo essere andata sotto 1-0. Fortino si riprende a giocare. Jelovčić, l'imbucata dentro per Rodolfo Fortino che difende il pallone. Rafinha, Fortino difende il pallone, lo offre ancora a Rafinha. Jelovčić, Rafael, Rafinha, Jelovčić, Rafael. Il movimento di Fortino, prova a premiarlo Rafael, pallone rimpallato da Giappa Vieira e riconquistato da Giuseppe Micoli. Jelovčić, Rafinha, Rafael. Jelovčić vuole l'1 contro 1 su Schiocchè in banda, scambia poi con Rafael, offre il pallone a Rafinha che rientra sul destro e calcia. Tondi, buona azione questa del Real Rieti. Sì, sembra aver sortito effetto il time out chiamato da Jeff, perché non appena il Real è rientrato in campo lo ha fatto con un piglio diverso. Vedremo se riuscirà a trovare il gol del 2-2. Fortino si impegna ma non riesce a tenere in campo il pallone, poi si lamenta con Franco Jelovčić. Schiocchè all'indietro per Belsito, Bertoni, pallone in avanti per Giappa Vieira. Belsito era scappato alle spalle di Rafael, qui va Bertoni, Micoli in due tempi con l'aiuto di Rafael. Rafinha, Jelovčić, pallone ancora per Rafinha. Fortino, spalle alla porta su Murilo Schiocchè. Rafael, Rafinha, Jelovčić prova a calciare con il sinistro. Rafinha, Schiocchè alla fine senza fronzoli spazza, sarà rimessa laterale per il Real. Real che adesso sta provando ad intensificare il ritmo e la pericolosità dei suoi possessi offensivi. Ricordiamo che con 10 minuti praticamente da giocare la Kame è avanti 2-1. Rafael prova ad andarsene, viene chiuso per un attimo. Rafinha mette giù il pallone, va dentro da Fortino, aspetta ancora il rimorchio di Rafinha, chiedeva un fallo Fortino. Schiocchè se ne va in contropiede, fallo commesso da Rafinha che si prende anche il cartellino giallo. Ha fermato una ripartenza, fallo tattico, giusto il giallo per Rafinha. Sì, assolutamente, qualche dubbio forse sul fallo non fischiato a Fortino, però dopo in questo caso c'è sicuramente il giallo per Rafinha che ha fermato una ripartenza della Kame che si stava rendendo ancora una volta pericolosa. Le proteste di Jeff Kundari in panchina. Occhio a questo calcio di punizione per la Kame. Grippi e Bertoni sul punto di battuta. Dispone la barriera Micoli. Grippi, pallone per Giappa Vieira che la mette all'angolino e fa 3-1, allunga la Kame al Palamalfatti di Rieti. Sì Mattia, ma ancora un'altra dormita della difesa del Real. Innanzitutto mancava l'uomo sul secondo palo e poi Giappa Vieira al limite dell'area era troppo solo e da lì non ha sbagliato e ha battuto Micoli all'angolino. Trova il classico gol dell'ex Giappa Vieira, lo stavamo dicendo, la Kame sta giocando un ottimo primo tempo al Palamalfatti ed è avanti con merito, 3-1 sul Real Rieti, che dovrà ricostruirsi piano piano in questa partita. Jelovčić, Fortino prova a girarsi, calcia con il destro, Tondi ci mette la manona, sarà corner per la squadra allenata da Jeff Kundari. Real che ha bisogno di una scossa per tornare in questa partita. Jelovčić dentro per Rafael. Giappa Vieira spazza, Micoli raccoglie con le mani, va dentro da Fortino, sbagliata la misura del passaggio di Peppe Micoli. Meritatamente la Kame avanti al Palamalfatti.
Sì, assolutamente. Il Real ha giocato bene per i primi 2-3 minuti, poi sicuramente è salita in cattedra la Kame, che ha intensificato il suo gioco e merita questo vantaggio di 3-1. Intanto qui Jelovčić, troppo lungo il pallone per Fortino, che allarga le braccia come a dire non potevo mai arrivarci su quella palla. Igor Schiocchè, pallone per Edgar Bertoni. Juanfran Schiocchè prova ad andarsene, scambia con Juanfran, grande azione della Kame, l'uscita di Micoli che in 2 tempi controlla il pallone, ma ancora pericolosamente la Kame era arrivata dalle parti di Giuseppe Micoli. Rafael De Luca, Fortino la lascia lì per Rafael, Rafinha, De Luca ancora per Rafinha, De Luca, 8 minuti e 35 secondi, Fortino dentro l'area di rigore, prova a calciare, Tondi in 2 tempi, blocca il pallone, Bertoni, Juanfran, Ugherani, rientra sul sinistro, dentro il pallone, Fortino di testa, rimessa laterale per la Kame, 8 minuti 21 secondi. Bertoni a battere la rimessa, pallone imbucato dentro per Juanfran, non c'è fallo, Rafael spinge la transizione, vuole De Luca che controlla, prova a calciare al volo sull'uscita di Tondi, ha dovuto anticipare la conclusione Massimo De Luca sull'uscita con i tempi giusti da parte di Tondi. Sì, anche se forse poteva fare leggermente meglio il numero 77 Amaranto Celeste. Buona la ripartenza del Reale, che quando gioca con velocità dimostra di poter impensierire la Kame, però ancora un'altra imprecisione di Moura, che non sembra aver approcciato la gara come fatto negli ultimi match. Assolutamente no, qualche errore di Moura in fase di disimpegno. Grippi, Igor, pallone con l'esterno per Ugherani, Igor, Ugherani, provano lo scambio, Ramon interviene, chiedeva il fallo di Ugherani, è il terzo, il quarto fallo di squadra per la Kame, che con 7,58 rischia piano piano di arrivare in bonus. Sul tabellone vediamo ancora 3 i falli, cercheremo di capire se sono effettivamente 3 o 4. Avironi sbaglia il controllo, sbaglia anche Grippi, ma era impossibile sulla cannonata di Juanfran. 7 minuti 49 secondi. De Luca, Moura, Ramon prova a restituirgli il pallone, Ramon prova anche l'imbucata, non capisce le sue intenzioni Avironi. Per il momento Jeff sembra aver identificato 2 quintetti distinti, Jacopo. Sì, assolutamente, lo dicevamo in precedenza, è questo l'input dato da Jeff in questa prima parte di primo tempo. Vedremo se proseguirà così o con il passare dei minuti opterà per scelte diverse. Moura a battere la rimessa laterale, Avironi, Moura, De Luca ancora per Davide Moura, costretto a portare il pallone, torna da De Luca, Avironi si ferma, va da Ramon, Moura, Ramon, De Luca dentro per Avironi che difende il pallone in mezzo a 3. È chiaro che per Avironi non è facile, perché sia Igor che Belsito anche fisicamente riescono a tenere botta. Eh sì, la fisicità è sicuramente un fattore a favore della Kame, lo sta mettendo in campo la squadra di Silvio Rocha, e questo sta mettendo in difficoltà il Reale, soprattutto in fase offensiva, perché quando non c'è Fortino in campo vediamo che Avironi in questa fase iniziale della gara sembra soffrire proprio questa fisicità. Occhio qui a Juanfran, rimessa laterale che sarà per il Real Rieti. 6 minuti 41 secondi, Kame avanti 3-1 qui al Palamalfatti. Moura, pallone per Ramon, prova ad andarsene il numero 6, la sterzata, prova ad accelerare Ramon che rientra, non c'è fallo, è scivolato il numero 6
della Real Rieti, che ha anche subito un colpo involontario al volto. Ha provato un po' ad inventare qui Ramon, ma se vogliamo è anche un po' la fotografia di questo momento della partita per il Real Rieti. Sì, ha provato ad inventare, però onestamente sembrava un'azione piuttosto velleitaria, perché andava da solo contro 3 uomini, come dicevi tu. È la fotografia di questo momento del Real che si sta appoggiando troppo sulle soluzioni dei singoli, così non riuscirà a recuperare questa partita. Belsito pressato da Avironi, il gioco però è fermo. Pallone in avanti per Ugherani che lo controlla, viene chiuso da Ramon, la rimessa laterale sarà per il Real Rieti. De Luca all'indietro per Micoli che va lungo da Avironi, controlla questa volta il numero 10 che prova a girarsi su Belsito, va da De Luca, Moura rientra sul destro, De Luca la gira di prima per Avironi, Moura ancora Avironi, si chiude la difesa della Kame, Ramon vuole l'imbucata dentro per De Luca, chiude ancora la Kame, poi Ramon si ritrova lì il pallone e calcia, sarà corner per il Real Rieti. Adesso invece il copione della partita e forse esattamente come se lo aspettava la Kame Dosson. Assolutamente, la squadra ospite lascia fare la partita al Reale, prova a colpire con le ripartenze, ha dimostrato che è in grado di mettere in difficoltà la retroguardia amaranto-celeste, quindi sicuramente questa è la partita migliore per la Kame in questo momento, avanti di 2 gol, può difendersi e poi provare a colpire in ripartenza. Belsito, il pallone dentro per Giappaviera, su di lui c'è Ramon. Giappaviera, Belsito calcia in diagonale, poi di testa allunga la traiettoria, recupera il pallone Micoli che va lungo troppo però da Avironi, altra palla persa dal Real Rieti. Tondi pensa di andare lungo, lo fa su Giappaviera che prova a girarsi a Moura che con la punta lo chiude in rimessa laterale. Belsito dentro il pallone, Ramon prova a scappare in contropiede, dentro per Fortino, c'è stato forse il tocco di Juanfran, sì, secondo gli arbitri sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Rimessa per il Real, Jelovcic, pallone per Ramon, si fa vedere, riceve spalle alla porta a Fortino, Ramon cambia lato per Jelovcic, le finte di Franco Jelovcic che rientra sul sinistro, vuole l'imbucata per Moura, provvidenziale Thiago Grippi a chiudere, Micoli vuole il pallone trovando Fortino, arriva a Rafinha, Fortino, Rafael, Rafinha, Jelovcic, spalle alla porta, difende il pallone, la lascia lì a Rafael, le finte del numero 11, ancora Jelovcic, Fortino, dentro per Rafael anticipato e ancora Real Rieti in possesso, Jelovcic scambia con Rafinha, Jelovcic rientra sul sinistro, prova a ritagliarsi uno spazio, Rafinha per Rafael che ha però un controllo difettoso, l'uscita di Tondi che deve trovare uno scarico, lo trova su Juanfran, Rafael per un attimo e poi Giappaviera lascia sfilare in rimessa laterale il Rieti che attacca a testa bassa e la Kame che si chiude con grande ordine e disciplina tattica. Sì, assolutamente, nonostante il Real sta provando ad intensificare il giro palla, la difesa della Kame si chiude benissimo e fin qui non sta dando occasioni al Real, anzi è il Real che apre il fianco attaccando così alle ripartenze della Kame che potrebbe proprio sfruttare questo fattore.
Sbaglia qui Fortino il controllo, la rimessa laterale all'ora della Kame, 4 minuti 5 secondi da giocare. Real Rieti 1, Kame Dosson 3 al Pala Malfatti. Rimessa che adesso è della Real Rieti. Rafinha, Jelovcic pensa per un attimo di imbucarla per Fortino. Jelovcic ancora per Rodolfo Fortino. Rafael, Jelovcic ha spazio sul sinistro, vuole andare dentro da Rafael. Fortino, spalle alla porta, si gira Rodolfo Fortino, alla fine deve tornare da Jelovcic, vuole l'1 contro 1 su Belsito, si sposta il pallone sul sinistro. Rafael dentro per Fortino, anticipato da Bertoni. Grippi dentro ancora per Bertoni, buono questo disimpegno per la Kame. Poi Belsito alza questo pallonetto. Il Real, quando riesce ad imbucare dal pivot, poi trova una fase stagnante della manovra, nessuno riesce ad proporsi per finalizzare. Sì, Mattia, sembra mancare l'ultimo passaggio a Real, che riesce comunque con facilità ad arrivare al proprio pivot o nei pressi dell'area dei rigori della Kame, però sembra poi mancare quel passaggio che consentirebbe di costruire un'occasione pericolosa. Infatti fin qui possiamo dire che il Real di vere e proprie occasioni non ne ha avute. Mancano 3 minuti e 15 secondi al termine di questo primo tempo. Pallone imbucato dentro, troppo lungo però per Giappa Vieira. 3 minuti 11 secondi, rimessa laterale che sarà del Real Rieti. Rafael, Jelovcic dentro per Rodolfo Fortino. Rafinha pensa all'1 contro 1 su Bertoni, torna da Fortino. Rafinha, Jelovcic, su di lui c'è Giappa Vieira, dentro per Fortino che riesce a tenere in campo il pallone. Jelovcic ha spazio sul sinistro, le finte di Franco Jelovcic che poi ci prova con il destro. Questa volta sì che il Real si era costruito un buon tiro. Sì, assolutamente, ci ha provato Jelovcic, suolata di mancino, nonostante il destro non fosse il suo piede, ha provato comunque a calciare, palla che è sfilata sul fondo. Per il momento Jacopo Kame, che è stata bravissima a capitalizzare le occasioni avute, una su palla persa del Real, 2 su palle native. Sì, assolutamente brava, anche la retroguardia del Real ci ha messo del suo. Intanto ci prova Fortino a imbastire una nuova azione offensiva del Real. Rafael, si sposta il pallone sul destro, calcia Rafael, la sua conclusione viene murata in rimessa laterale. Rafael all'indietro per Jelovcic. Rafinha ancora per Jelovcic, dentro per Fortino, il rimorchio di Rafinha che prova a calciare, viene chiuso da Giappa Vieira. Bertoni, su di lui c'è Franco Jelovcic. 2 minuti 15 secondi, il time out arriva dalla panchina della Kame Dosson. Tornano in campo le squadre. Jacopo, che cosa potrebbe inventarsi il Real per riaddrizzare questa partita? È chiaro che è ancora lunghissima, 2:15 da giocare nel primo tempo più tutto il secondo, però è chiaro che se il motivo, il copione resta questo, la Kame, come posso dire, sembra aver le giuste contromisure.
Sì, assolutamente, se il Real vuole recuperare questo match non può rimanere questo il copione. Innanzitutto è fondamentale per il Real, se non riuscisse a trovare il gol del 3-2, comunque andare a riposo con questo risultato e poi riordinare un po' le idee, perché altrimenti diventerebbe molto molto pesante. Adesso qualcosa prova a farlo Jeff inserendo Ramon, che qui se ne va con un tunnel, il pallone però è uscito. Questa potrebbe essere una mossa, inserire l'estro e la capacità di Ramon di concludere l'azione anche con un tiro da fuori area. Sì, è anche una mossa per... Vediamo che nel quintetto iniziale ha tolto il giocatore più leggero, ha inserito Ramon, questo sicuramente anche per fronteggiare la fisicità della Kame, che fin qui sta facendo la differenza. Pallone all'indietro per Murillo Schiocche. Conclusione ribattuta da Ramon, 1 minuto 52 secondi. Igor Bertoni dentro ancora per Igor, deve uscire Micoli che la mette in rimessa laterale. Rimessa che sarà ovviamente in favore della Kame. Bertoni qui a calcia, pallone che finisce fuori, prende posizione profonda Fortino, il pallone transita però per i piedi di Franco Jelovcic. Ramon dentro per Fortino, pallone per Rafinha, deve uscire Tondi, non era male questa palla di Fortino. Ramon, Jelovcic, Fortino dentro ancora per Ramon, pallone sporcato dalla difesa della Kame. Ramon, Rafinha ancora per Ramon che vuole giocarsi l'1 contro 1, poi ci ripensa, va da Rafinha. Jelovcic vuole l'1 contro 1 su Murillo, Jelovcic con il destro, viene murato in rimessa laterale, il muro eretto con grande ordine dalla Kame, continua a tenere al Palamalfati. Rimessa laterale battuta da Jelovcic per Ramon che calcia con il destro, il pallone resta lì. Ancora Franco Jelovcic, vuole il movimento di Fortino, aveva capito tutto però Murillo Schiocche. È chiaro che il Reale deve provare ad aprire la scatola della Kame, anche prendendosi individualmente qualche iniziativa in più. Sì, e prendendosi anche qualche rischio in più e qualche responsabilità da parte dei giocatori più tecnici, perché basta una scintilla per cambiare comunque l'inerzia di questa gara. Ramon sbaglia il tocco di prima, Murillo Schiocche prova a calciare, conclusione centrale, blocca Micoli, pallone che era però terminato in rimessa laterale. Ultimi 45 secondi del primo tempo. Moura, Ramon porta il pallone, non c'è il movimento, adesso sì di Rafael, qui la parata praticamente di Juan Fran che dice di aver toccato il pallone con il petto. Effettivamente ci rimane qualche dubbio, non abbiamo la certezza che Juan Fran abbia toccato il pallone con il braccio, però Jacopo, se gli arbitri rilevano un'irregolarità, questo intervento è da sanzionare con il cartellino giallo. Sì, assolutamente c'è qualche dubbio, sembrava dalla nostra postazione regolare l'intervento di Juan Fran, ma dopo intanto il tiro di Ramon, la risposta del portiere spazza alla difesa della Kame. Dicevamo, se l'arbitro ravvisa un fallo lì deve estrarre per forza di cose il cartellino giallo. Ultimi 16 secondi, Ramon vuole l'1 contro 1 su Schiocche, Rafael si sposta il pallone sul destro, poi non riesce più ad entrarne in possesso. Vediamo se l'ultimo possesso di questo primo tempo sarà per la Kame, che lo ripetiamo è avanti 3-1 qui alla Palamalfati. Bertoni, Murillo dentro il pallone, Moura di testa, Ramon prova a controllarlo. Ultimi 3 secondi, Ramon le finte, prova ad andarsene, pallone che termina in rimessa laterale. Finisce qui il primo tempo con merito, con idee, con organizzazione. La Kame è avanti 3-1 al Palamalfatti di Rieti. Sì, assolutamente, dopo un avvio di marca Real la Kame è salita di intensità, ha sfruttato le sue occasioni e poi si è chiusa con ordine, quindi meritatamente in vantaggio. Riprendiamo fiato, ci ritroviamo qui tra poco per il secondo tempo di Rieti Kame Dossonna.
Eccoci tornati live dal Palamo Alfate Diretti, sta per iniziare il secondo tempo di Real Kame, si riparte con la Kame avanti 3-1. Jacopo, ti coinvolgo subito, cosa può fare il Real per provare a rimescolare le carte di questa partita? Approcciare come ha fatto nel primo tempo, però mantenere quell'intensità per tutto l'arco della seconda frazione. Attendiamo il fischio del signor Galante. Il primo possesso sarà per la Kame che, lo ripetiamo, ripartirà dal 3-1 di vantaggio. Eccolo qui, si torna a giocare. Juanfran, Igor prova a calciare, Igor, pallone alto sopra la traversa. Possesso per il Real Rieti, De Luca, Moura, dentro per Fortino, il taglio centrale di De Luca. Pallone per Ramon, Moura, Ramon vuole l'1 contro 1, lo fronteggia Juanfran e gli tocca il pallone in rimessa laterale. Ramon batte la rimessa per Moura, De Luca, Ramon prova ad andarsene in 1 contro 1, se ne va Ramon che riesce a tenere in campo il pallone, poi lo perde per un attimo, riesce a difenderlo. Ramon, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Si spiegano qui Igor e Ramon. Il Real ha bisogno del miglior Ramon per provare a sbrogliare una partita che resta complicatissima. Assolutamente sì, è uno dei giocatori che può guidare il Real a questa rimonta. Intanto una notazione, vediamo che rispetto al primo tempo Jeff ha optato subito per un quintetto diverso, sono cambiati 3 quinti, cioè è rimasto solo Fortino mentre sono dentro Ramon, Moura e De Luca. Proprio Ramon, dopo le operazioni di asciugatura della parquet, proprio Ramon andrà a battere questa rimessa laterale. Se ne sono andati i primi 33 secondi. Il blocco di Moura, Ramon alla fine è costretto ad andare indietro da Giuseppe Micoli che trova lo scarico corto su Massimo De Luca, voleva l'imbucata Fortino. De Luca, Ramon dentro per Fortino, arriva il fallo commesso da Fortino. Forse tocco con un braccio da parte di Rodolfo Fortino. Rimessa laterale per la Kame, pallone dentro, occhio qui a Murillo, Micoli si deve allungare. Real che deve anche migliorare l'approccio e l'intensità in fase difensiva, perché è vero che la Kame non sta riuscendo a ripartire spesso, ma quando lo fa è davvero molto pericolosa. Moura prova ad andarsene, mette il pallone per Fortino, non era male questo pallone di Moura. Sì, assolutamente, qui Fortino non ci ha creduto, doveva andare perché si sarebbe trovato a tu per tu con Tondi, quindi è stato bravo Moura a pescarlo, almeno Fortino ad andare su quel pallone. Come dicevi tu, il Real deve essere bravo anche nell'intensità in fase difensiva, perché in alcune fasi sembra addormentarsi e consentire alla Kame di rendersi pericolosa. Igor, pallone per Giappa Vieira, Murillo dentro per Giappa Vieira, le finte su Massimo De Luca, poi prova l'imbucata, Ramon se ne va, perde però un brutto pallone. Murillo, Micoli, il pallone resta lì e il palo colpito da Giappa Vieira. Che occasione per la Kame, mamma mia. Sì Mattia, ma ancora una volta palla persa dal Real in fase di uscita e ha regalato l'ennesima occasione la Kame, che questa volta non è stata cinica, soprattutto Giappa Vieira nella ribattuta come accaduto nel primo tempo. De Luca dentro per Rodolfo Fortino, Moura per Fortino che prova di prima a calciare. Anche questa, Jacopo, un po' la fotografia della mancanza di idee nell'attacco del Real Rieti. Sì, sembrava un po' il tiro della disperazione. Mancano 18 minuti, 8 secondi al termine. La Kame è avanti 3-1, ma il Real ha tutto il tempo e la possibilità di rientrare in questa gara, però sicuramente deve migliorare in fase difensiva.
Pallone per Ramon, la chiusura in rimessa laterale di Murilo Schiocche che si scusa con il pubblico. Ramon, pallone per Davide Moura, attacca il Real. De Luca, Ramon dentro per Fortino, Moura, Ramon vuole l'1 contro 1, se ne va Ramon che prova a metterla sul secondo palo, esulta Giappa Vieira. Pronti Jelovčić e Rafael per il Real Rieti. Sarà corner, credo, 17 minuti 34 secondi al termine della gara. Fortino calcia, pallone fuori di pochissimo, non ci è arrivato Massimo De Luca e Fortino dice a Ramon: la palla mi rimbalzava. Non è riuscito a coordinarsi alla perfezione Rodolfo Fortino. Tondi, il pallone in avanti, l'uscita di testa di Peppe Micoli che la mette in rimessa laterale. Pallone direttamente nel settore occupato dai tifosi del Real Rieti. Sarà Edgar Bertoni a battere questa rimessa. Murillo calcia ancora, Micoli risponde, Ramon prova a perfezionare e a spingere la transizione, se ne va Ramon che viene chiuso da Igor in rimessa laterale. Fuori De Luca, torna Franco Jelovčić, Moura, Ramon prova ad andarsene, se ne va Ramon, la mette dentro per Fortino, è riuscita a toccarla Bertoni, ma ha bisogno di questo Real, di gente, di giocatori come Ramon che si prendono la responsabilità di creare superiorità numerica. Jelovčić scodella per la conclusione al volo di Rodolfo Fortino. Sì, assolutamente, qui è stata provvidenziale, è stato provvidenziale il tocco di Bertoni, altrimenti Fortino si sarebbe trovato tutto solo davanti alla porta. Sicuramente Real ha anche bisogno delle giocate dei singoli. Jelovčić prova ad andarsene su Bertoni che lo contiene fisicamente, il pallone che sfila in rimessa laterale. Tondi, pallone in avanti, l'anticipo di Moura che controlla il pallone, pensa allo scarico, poi arriva Jelovčić, arriva Rafael Fortino, dentro per Jelovčić e Rieti però deve tirare anche in porta. Sì, qui forse Fortino troppo lezioso, però Jelovčić era andato praticamente dentro la porta, magari doveva stare qualche passo più indietro. Il Real, oltre ad essere bravo in fase difensiva, deve essere cinica in quella offensiva se vuole rientrare in questa gara. Rimessa laterale qui per il Real Rieti, è tornato Rafinha. Rafael dentro il pallone, Tondi in due tempi riesce a bloccarlo, Bertoni 16 minuti 24 secondi, pallone in avanti, recupera Jelovčić per Rafinha che prova a rientrare sul destro, si crea lo spazio per la conclusione, dentro per Rafael che scivola e poi calcia. Sarà corner per il Rieti. Real adesso però le occasioni le sta avendo. Sì, Mattia sta attaccando a testa bassa, la Came non riesce più a mettere il naso fuori dalla propria metà campo, sembra essere un momento favorevole per il Real, però gli amarantocelesti devono concretizzare. 16-11, corner per il Real Rieti. Si rialza Tondi che si stava toccando il ginocchio sinistro, nulla di grave per lui, si torna a giocare. Jelovčić col sinistro, grande risposta di Tondi, scatta il contropiede della Came. Ugherani, Grippi, ancora per Ugherani, dentro con l'esterno, Rafinha prova a lottare, alla fine il pallone resta lì per Grippi. Rafael in contropiede, Rafael calcia con il sinistro, forse poteva trovare lo scarico centrale su Rodolfo Fortino. Sì, anche se comunque ha dovuto affrettare il tiro perché la retroguardia della Camera è rientrata bene. Real che comunque adesso sta dimostrando di potersi rendere pericolosa come non ha fatto nel primo tempo. Micoli va lungo da Fortino che controlla il pallone, viene chiuso, poi Grippi lo mette in rimessa laterale. Pronto a tornare Avironi per il Real Rieti.
Jelovčić pensa all'1 contro 1 su Juan Fran, poi sbaglia lo scarico su Rafael che si aspettava forse il pallone sul piede destro. Rimessa laterale per la Kame, 15 minuti 23 secondi. Ugherani all'indietro per Belzito, Rafael lo lascia sfilare, sarà rimessa dal fondo per le mani di Peppe Micoli che chiama lo schema linea da eseguire su questa rimessa. Jelovčić, il movimento di Avironi, prova a girarsi, poi desiste, torna da Rafinha. Rafael prova ad andarsene in 1 contro 1, viene chiuso da Ugherani. Grippi scatta in contropiede, non riesce a controllare Juan Fran. La Kame adesso ha perso un po' di pericolosità in fase di ripartenza. Il Real però non riesce a dare la sferzata anche emotiva a questa partita. Sì, e forse la sferzata emotiva potrebbe arrivare con un episodio a favore che fin qui non c'è stato. Sarebbe importantissimo per il Real trovare un gol. Intanto Micoli prova il tiro dalla propria metà campo, la palla che finisce abbondantemente fuori. Si ripartirà dalle mani di Tondi, 14 minuti 41 secondi, pallone in avanti, la pressione di Jelovčić su Juan Fran che è bravo a guadagnare la rimessa laterale. Tondi va al rilancio lungo, regala nuovamente il pallone a Micoli che va da Rafinha. Jelovčić, Rafael dentro per Avironi che prova a girarsi, vuole l'1 contro 1. Avironi che riesce ad andarsene, poi viene chiuso in rimessa laterale da Ugherani. Sarà Rafael ad incaricarsi della battuta. Jelovčić prova a liberare il sinistro, va da Rafael, mette dentro il pallone, l'uscita di Tondi, ancora rimessa laterale che sarà in favore della Real Rieti. Potrebbe forse Jeff pensare di inserire magari il portiere di movimento. Sì, soprattutto intanto Avironi prova il mancino ma strozza il suo tiro e la palla finisce fuori. Forse potrebbe provare il portiere di movimento, soprattutto in un momento come questo dove la Kame sembra scesa un po' di intensità. Giapavieira a lottare con Rafinha, recupera il pallone da Rieti. Avironi per Jelovčić, eccolo il gol che potrebbe riaccendere la partita. Franco Jelovčić. Sì, grande ripartenza del Real, bravissimo Rafinha a recuperare il pallone, subito palla in banda per Avironi, altrettanto bravo a servire Jelovčić che poi con molta freddezza con il mancino ha bucato Tondi per il 2-3. Il gol di Franco Jelovčić a riaprire questa gara e forse la scossa emotiva arriva proprio da questo gol di Jelovčić. Jelovčić qui a pressare, arriva per un attimo Rafael, il pallone che si impenna, sarà rimessa laterale per la Kame. Grippi, Belzito, Giapavieira pensa ad andarsene su Rafinha che va a colpirlo, sarà calcio di punizione per la Kame. 13 minuti 40 secondi, è il secondo fallo di squadra per il Real Rieti. È chiaro Jacopo che questo è un gol che potrebbe ridare slancio al Real e togliere qualche certezza alla Kame. Assolutamente Mattia, ma serve anche intelligenza al Real, non deve cercare immediatamente di andare a fare un altro gol e prestare il fianco alle azioni della Kame, ma con intelligenza deve attendere il momento giusto perché l'occasione saprà crearla. Avironi, il movimento di Jelovčić che adesso lascia il campo, lascerà adesso il campo a Massimo De Luca. Rafinha, Jelovčić cambia lato per Rafael, dentro da Avironi. Rafinha, Jelovčić ancora per Rafinha che prova ad andarsene con un tunnel. Giapavieira lo chiude, Murillo schiocca in contropiede, occhio perché il pallone resta lì, prova a calciare Belzito anche con un pizzico di fortuna la Kame. De Luca si ferma
alla fine la suola per Rafinha che non riesce però a tenerla in campo. Adesso è tornata un pochino ad alzare la linea di pressione la Kame. Sì, ma vediamo che comunque in fase offensiva non riesce più ad essere precisa come lo è stato nel primo tempo. Il Real comunque ha alzato il ritmo rispetto alla prima frazione, sta mettendo in difficoltà soprattutto dal punto di vista dell'intensità fisica in questo secondo tempo la Kame. De Luca prova ad andarsene, perde il pallone, si scatena il contropiede, Grippi per Giappa Vieira, è bravissimo Massimo De Luca che se la va a riprendere. Rafael aspetta il movimento di qualcuno dei suoi compagni di squadra, trova Moura che va dentro da De Luca che non riesce a controllare la cannonata di Davide Moura. Igor Grippi, Igor dentro per Murilo Schiocchè, il pallone è troppo lungo, adesso c'è solo il Rieti in campo. Sì, è un momento assolutamente favorevole per la squadra amaranto-celeste, lo continuiamo a ripetere, soprattutto dal punto di vista fisico sembra essere scesa la Kame, il Real deve approfittarne. Ramon prova ad andarsene con un sombrero, alla fine Giappa Vieira la mette in rimessa laterale. Moura vuole la posizione profonda di Fortino, pallone rimpallato che finisce sui piedi di Ramon. De Luca, Ramon, Fortino difende il pallone, lo offre a Moura che rientra sulla destra, torna da Ramon che vuole caricare la conclusione, trova il muro e ancora la rimessa dal fondo per il Real Rieti, anzi è rimessa laterale per la formazione amaranto-celeste. 11 minuti 51 secondi, resta avanti la Kame ma adesso è 3-2 al Palamalfatti. Fortino la gira di prima per Ramon che vuole l'1 contro 1, se ne va Ramon che poi tocca il pallone tra le braccia di Tondi, altro lancio lungo di testa Giappa Vieira, pallone raccolto con le mani da Giuseppe Micoli. Moura, De Luca, Moura, Fortino difende il pallone, non c'è fallo su Rodolfo Fortino, alla fine arriva il fallo commesso da Igor. Moura, De Luca scambia con Davide Moura che viene però pressato, non trova scarichi, alla fine va da Fortino che è costretto ad allungarla verso Tondi. 11 minuti 8 secondi, il colpo di testa di Giappa Vieira che fa sponda per Bertoni. Giappa Vieira, Schiocchè calcia, trova il muro dei giocatori della Real Rieti, poi Ramon prova a rientrare sul destro, trova un buon tracciante per Massimo De Luca che si ferma e va da Moura. Fortino, altra posizione profonda, vuole il rimorchio di Moura che però non va alla conclusione e allora Bertoni nel contropiede per Murilo, pallone alto sopra la traversa, adesso è tornata a far male la Kame in contropiede. Ramon qui sbaglia il controllo, prova a lottare sul pallone, è andato però a commettere fallo. 10 minuti 39 secondi, ci aspetta una seconda parte di secondo tempo tutta da vivere. Sì, assolutamente, perché il Real continua a premere ma sta aprendo il fianco alle ripartenze della Kame che nell'occasione precedente è andata vicinissima al gol con Murilo Schiocchè. Ramon, Moura, scodella per Fortino ma il pallone di Moura è troppo lungo. Igor, Murilo va lungo da Juanfran che però aveva indicato la zona centrale perché aveva preso alle spalle Davide Moura. Torna in campo Franco Jelocic. Moura controlla il pallone, va da Ramon, cambia lato, Fortino è bravo a controllare questo pallone, va da Jelocic dentro per Moura che ci ha provato con l'attacco. Tondi, siamo alla metà esatta di questo secondo tempo, 3-2 Kame. Occhio Juanfran in contropiede, prova a calciare, pallone che termina sull'esterno della rete. Jelocic, Moura va dentro da Rodolfo Fortino,
controlla il numero 20, difende il pallone, lo offre a Ramon. Rafael Jelovcic, anche lui adesso è spalle alla porta, aspetta il taglio di Rafael, prova a girarsi Jelovcic, chiedevano un fallo i giocatori del Real, pallone per Juanfran, Mikolic ci mette le mani e la mette in calcio d'angolo, chiedeva un fallo Jelovcic. Sarà corner per la Kame. È pronto Murillo Schiocchè. Pallone all'indietro per Belsito, si torna da Murillo direttamente, poi è dalle parti di Tondi. Belsito, la pressione di Rafael, Ramon lascia sfilare il pallone, lo controlla Giuseppe Micoli che va da Jelovcic. Ramon dentro per Fortino che chiedeva il fallo di Bertoni. Sarà rimessa dal fondo per il Real Rieti. Jelovcic, Rafael ancora per Jelovcic, porta il pallone, lo offre a Ramon che prova ad andarsene con un tunnel a Murillo Schiocchè che lo chiude. Ramon, Jelovcic prova il tracciante centrale, occhio qui a Murillo che salta Micoli, ancora Murillo all'indietro per Juanfran, sarà corner, occhio ancora al pallone dentro, Ramon intercetta, la cede a Rafael che si allunga il pallone, adesso anche un po' di confusione in questa partita. Sì, assolutamente, ma comunque la Kame continua a rendersi pericolosa, il Real sembra essere intanto Jelovcic se ne va con il destro, ma la palla va sull'esterno della porta. Dicevamo, Real che è scesa nuovamente in intensità, Kame che prova a rendersi pericolosa. Mattia, mancano 8 minuti 29 secondi, la partita è apertissima. Tra l'altro adesso quintetto ultra offensivo per Jeff, addirittura con Ramon da ultimo. Rafael dentro per Fortino, pallone che schizza buono per Jelovcic. Rafael, Ramon, su di lui c'è Edgar Bertoni, le finte di Ramon che calcia con il sinistro, lo fa male però Ramon Bueno Ardite, dicevamo ultra offensivo adesso il Real Rieti. Sì, è stata chiara l'indicazione di Jeff che quando ha tolto Moura dal campo per rimettere Rafael ha detto a Ramon che avrebbe giocato lui da ultimo, quindi due centrali di ruolo, Rafinha che però in questo caso entra proprio al posto di Ramon e Moura si sono accomodati in panchina. Sta provando comunque Jeff a mescolare le carte per cercare quantomeno di agguantare il pareggio e poi giocarsela nel finale. Già Pavieira lotta con Rafinha, il pallone transita per i piedi di Bertoni. Belsito, la pressione su Bertoni di Jelovcic. Grippi all'indietro per Belsito, Bertoni, il velo doppio, alla fine la rimessa laterale sarà per il Real Rieti. Rafael chiede che venga asciugato il parquet del Palamalfatti. 7 minuti e 37 secondi. Jacopo, cosa dobbiamo aspettarci? Che il Real continui a provare, a insistere e con la Kame che sembra aver ritrovato comunque il filo del discorso dopo un momento di appannamento nel quale il Real comunque tambureggiava nella metà campo proprio degli ospiti, quindi sicuramente partita aperta che verrà decisa forse dagli episodi. Rafael Jelovcic, Avironi prova a puntare Belsito, le finte di Avironi che se ne va, si sposta il pallone sul sinistro, alla fine va a guadagnare il calcio d'angolo. Raffaella, 7 minuti 25 secondi, Real Rieti 2, Kame 3, pallone scodellato per la conclusione al volo di Rafinha. Belsito ci mette il piede. Anche le palle native, come dimostrato dalla Kame nel primo tempo, possono essere un fattore. Jelovcic calcia con il sinistro, doppio rimpallo
pallone all'indietro per Micoli, Rafael, Rafinha, Avironi, dentro per Rafael che prova ad andarsene, Belsito lo chiude in rimessa laterale. Jelovčić vuole l'1 contro 1 su Ogherani, passa per Rafael, dentro per Avironi, occhio qui a Grippi, poi a Jelovčić, Rafinha, pressato, rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde sulla pressione di Grippi, altro errore, Avironi porta il pallone centralmente, le finte di Avironi che si voleva liberare per la conclusione, Giappa Vieira, un numero, Giappa Vieira, Micoli risponde presente, Jelovčić, Rafinha, all'indietro per Rafael, di prima per Avironi, di prima per Jelovčić, arriva Rafael in corsa, Rafael viene steso da Diaco Grippi, non c'è fallo e poi nuovo pallone in avanti che si perde in rimessa laterale. Momento della partita in cui stiamo vedendo tecnicamente tanti errori, ma ci stiamo divertendo. Sì, assolutamente, partita come dicevi tu, una fase con tanti errori, ma ci sono continui ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, sicuramente non manca il divertimento. Pallone lungo per Avironi. Sarà rimessa laterale per la Kame. Per i piedi di Ugherani, 6 minuti 18 secondi. Murillo, pallone lungo per Giappa Vieira che ha provato a controllarlo. Terminato però in rimessa laterale. De Luca, Moura, Rafael. Dentro per De Luca, di prima per Avironi che questa volta viene anticipato. Rafael a mettere pressione a Ugherani che è bravo a non perdere lucidità. Ancora la pressione, alla fine arriva il fallo commesso da Rafael. È il quarto di squadra per il Real Rieti. Rimessa laterale per il Real. Ultimi 5 minuti, 54 secondi, time out Real, forse carta del portiere di movimento. Sì Mattia, è appena stata tirata fuori da Kundari la carta del portiere di movimento, vedremo se subito in uscita dal time out il Real si giocherà questa carta. Micoli, Moura, Ramon, Avironi per il Real Rieti e De Luca, Ugherani, Giappa Vieira, Schiocche e Igor invece per la Kame. Ramon sbaglia il pallone per Moura che si era fermato all'indietro, Ramon gli chiedeva di salire e occhio perché anche la Kame, Jacopo, potrebbe giocarsi il portiere di movimento. Sì, abbiamo visto perfettamente da qui, non appena Rocha si è accorto che il Real avrebbe giocato la carta del portiere di movimento, ha indicato a un uomo della panchina di prendere la maglia di un giocatore specifico, mentre nel Real il portiere di movimento lo farà Franco Jelovčić. Ugherani spinge la transizione, pallone per Murillo, è bravo Micoli a non farsi sorprendere. C'è Thiago Grippi che ha già indossato la maglia da portiere di movimento. Igor prova a calciare, la rimessa laterale era per il Real Rieti, infatti gli arbitri correggono la loro decisione. Ramon, Moura, Ramon ancora per Moura, De Luca, Micoli, Ramon ha un po' di campo da attaccare, si ferma Ramon che torna da Massimo De Luca, Ramon
pallone proprio per Massimo De Luca, che viene chiuso in rimessa laterale. Portiere di movimento per il Real Rieti, come ci aveva detto Jacopo Persico, con Franco Jelovčić. 5 minuti 7 secondi. Jelovčić, Rafinha, Ramon, cambia lato per Franco Jelovčić, Rafinha, Ramon, ancora per Rafinha, Jelovčić, Fortino, Jelovčić, Ramon, Rafael rischia di incartarsi sul pallone, alla fine voleva la rimessa laterale, torna in porta Micoli, qui sbaglia il controllo Igor, rimessa laterale per il Real Rieti, fuori Micoli, torna ovviamente Franco Jelovčić. 4 minuti 42 secondi, Kame Dosson avanti 3-2 alla Pala Malfatti di Rieti. Rafinha, Jelovčić, Fortino, Rafinha, Ramon, Rafael, Ramon, Jelovčić scambia con Rafinha, Ramon, Jelovčić, Fortino, ancora per Franco Jelovčić, Ramon, Jelovčić dentro per Fortino, muove il pallone Rieti, Ramon la gira di prima, Rafinha per Rafael, costretto a fermarsi, Ramon, Fortino dentro per Jelovčić che prova a calciare, Fortino, Ramon, Jelovčić ancora per Ramon, 3 minuti e 50 secondi, Fortino, pallone per Ramon, prova a calciare Ramon, Igor provvidenziale con la coscia a metterla in corner. Calcio d'angolo Real Rieti, 3 minuti 43 secondi, Jelovčić, Rafinha, pallone per Jelovčić dentro per Fortino, Rafael sul secondo palo ha provato a spingerla in porta di testa, non ci è arrivato. 3:36. Fallo commesso qui da Giappa Vieira, è solo il secondo di squadra per la Kame. Intanto si deve ancora asciugare il parquet del Pala Malfatti. 3 minuti 35 secondi, Real che sta riproponendo, Jacopo, uno schema che avevamo visto con Mario Patriarca, un destro ed un sinistro accanto al portatore di palla centrale e pronti alla conclusione sul tocco. Sì, con Mario Patriarca era proprio GF che chiamava il movimento da centrale, in questo caso è Rafinha, e prima comunque era stato bravo il Real con Fortino che aveva pescato Rafael, che di un soffio non è arrivato sulla palla quando bastava solamente spingerla in porta. Rafinha, Ramon, Rafael, Ramon di prima per Rafinha, di prima per Fortino, porta palla, la offre a Franco Jelovčić, Rafinha, Ramon, ancora per Rafinha, muove il pallone in Real, Ramon sbaglia il tocco dentro per Rafael, deve rimanere in porta Franco Jelovčić, Giappa Vieira non riesce a controllarla con il petto. Jelovčić la tocca corta per Rafinha, 3 minuti 10 secondi, Ramon calcia con il sinistro, si ritrova lì il pallone Rafael, Giappa Vieira per Ugherani, Ramon controlla il pallone con il petto dentro per Fortino, arriva Rafinha, Ramon rientra sul destro, calcia Ramon, si supera Tondi in calcio d'angolo. Jelovčić, Rafinha, Ramon sbaglia il tocco dentro per Rafael, non si sono capiti i due, allora fuori Jelovčić, torna Micoli.
Ramon qui a chiudere di petto, riesce, anzi no, a tenere il pallone in campo. E allora rimessa a Kame con Murillo Schiocchè, Bertoni, Murillo, il tocco di Rafael, la rimessa laterale, 2 minuti 38 secondi, adesso il time out lo chiama la Kame e occhio che Silvio Rocha non si giochi il portiere di movimento a sua volta. Eh sì, perché vediamo che non ha fatto togliere la maglia del portiere di movimento a Grippi, quindi potrebbe giocarselo in una fase diciamo di gestione per mantenere il possesso palla. E sarebbe comunque, Jacopo, una mossa di grande personalità il Palermo Alfatti. Sì, assolutamente, anche perché comunque la Kame sta difendendo bene il portiere di movimento del Real fin qui, quindi aumenterebbe un po' il rischio di mettere il portiere di movimento per la Kame, però come dici tu sarebbe una mossa che dimostrerebbe coraggio di Silvio Rocha. Proviamo a mettere allora un po' di ordine in questa partita, 2 minuti 38 secondi al termine, Kame avanti 3-2 al Palermo Alfatti. Eccolo qui il portiere di movimento della Kame con Tiago Grippi. Bertoni a battere la rimessa, pallone in avanti per Belsito che prova a girarsi, l'ultimo tocco era del giocatore della Kame. Belsito all'indietro per Schiocchè. La pressione di Rafael, Schiocchè è costretto a buttarla in rimessa laterale. Ramon, pallone dentro per Rafael, di prima per Jelovčić, dentro ancora per Rafael, sbaglia Belsito con il pallonetto e il pallone che finisce fuori. Ha rischiato tantissimo Rieti che si è salvato. Ramon la lascia lì per Rafinha. Jelovčić, Rafinha ancora per Franco Jelovčić. Ramon, Jelovčić, Ramon, Jelovčić, Fortino ancora per Franco Jelovčić. Ramon, sempre Ramon in possesso, sempre Real Rieti. Rafael, 1 minuto 50 secondi. Rafael sbaglia ancora il controllo, il pallone resta lì per Fortino. Jelovčić, Ramon, Jelovčić ancora per Ramon, di prima per Rafinha che riesce a controllarla e a tornare indietro da Ramon, portiere di movimento insistito per il Real. Ramon dentro per Jelovčić, Rafinha sbaglia ancora il controllo. Rafinha, Rafael dentro il pallone per Rafinha, Tondi esce e la mette in corner. 1:19. Rafinha all'indietro per Rafael. Ramon, Jelovčić, Fortino dentro per Rafael che calcia ancora. Tondi provvidenziale a metterla in corner. Fortino, Jelovčić, ci prova il Real Rieti. 1 minuto 8 secondi da giocare. Rafael, Ramon, Jelovčić ancora per Ramon. Rafinha muove il pallone Real. Jelovčić, Fortino la mette sul secondo palo, sbaglia però il tocco per Rafael. Ultimi 56 secondi. Pallone in avanti di Tondi, di testa a Ramon che la lascia lì per Peppe Micoli. Ramon, rientra in campo Franco Jelovčić che reclama il pallone. Fortino, spalle alla porta, prova a farla uscire. Già Paviera per un attimo, poi Fortino dentro per Rafael. Pallone che sfila oltre la linea di fondo. Occhio qui ancora la palla buttata dalla Kame. Ultimi 33 secondi. Rafinha, Jelovčić dentro per Fortino. Jelovčić, Ramon, Jelovčić ancora per Ramon.
Rafael, Rafinha prova a metterla dentro, Ugherani, ultimi 19 secondi, Rafinha, Rafael, Jelovcic sul destro, il pallone dentro, Fortino, palo, poi Ramon, pallone che finisce fuori, palo clamoroso colpito da Real Rieti. Ultimi 10 secondi, Tondi va a lungo, il colpo di testa, Jelovcic, 6 secondi, 5 secondi, Rafinha rientra sul destro, calcia, Fortino l'ha tolta dalla porta, pazzesco Jacopo, pazzesco. Sì, assolutamente Mattia, è stato sfortunatissimo il Real in queste due ultime occasioni. Il tiro di Rafinha anche era indirizzato in porta, la respinta Fortino sulla linea. Pallone in avanti, arriva la sirena conclusiva, la Kame Dosson fa il colpaccio e spugna 3-2 il Pala Malfatti di Rieti. Grande partita della Kame che forse, possiamo dirlo, raccoglie anche un pochino di più di quello che aveva seminato soprattutto nel secondo tempo, però strappa una vittoria importantissima. Sì, assolutamente, soprattutto nel secondo tempo il Real avrebbe meritato